Giovanna, sto scoprendo un territorio unico, 2 luoghi, siti UNESCO, molto belli, molto vicini tra loro e nella stessa provincia. Certo, parliamo di Palmanova e Cividale. Cividale è un sito UNESCO dal 2011, un sito dedicato ai Longobardi, però non è un sito singolo, ma è un sito che ha altre destinazioni in Italia, quindi è un sito seriale, si definisce così. Cividale è entrato a far parte dei siti UNESCO perché ha uno splendido capolavoro che è il Tempietto Longobardo e un centro storico che ci fa ripercorrere un po' questa storia antica che risale al VI secolo d.C., quando questi barbari longobardi arrivarono proprio in questo territorio. Ieri sono stata accompagnata, direi quasi scortata, da un personaggio molto particolare che mi ha fatto scoprire le gallerie di Contromina e anche un altro luogo che adesso tu mi dirai. Sì, lo splendido Bastione Donato che fa parte di questa fortezza veneziana. Palmanova venne creata dalla Repubblica della Serenissima a partire dalla fine del Cinquecento come fortezza veneziana contro un potenziale assedio dei turchi, che non la raggiunsero mai, ma rappresenta una delle città ideali rinascimentali con una forma singolarissima, cioè una stella a 9 punte, di cui sono rimasti alcuni elementi che tu hai avuto modo di vedere, quindi le gallerie di Contromina, il Bastione Donato e anche diversi altri componenti come le porte di accesso alla città, che tuttora sono le porte per entrare nel cuore, nel centro di questa realtà sito UNESCO dal 2017. E poi qui si fa questa famosa rievocazione storica. Esatto, Palmanova è molto nota per questa rievocazione storica che richiama proprio questo periodo dell'epoca della Serenissima, dove i figuranti, vestiti esattamente come il tempo lo richiedeva, si mettono in gioco e svolgono delle duelli dell'epoca, realizzano e svolgono delle attività nella piazza grande, nel cuore di Palmanova. Quindi un'occasione unica per conoscere tutte queste varie figure di militari con dei nomi anche a volte complessi che riutilizzano le armi antiche. Grazie per avermi fatto scoprire Palmanova, Cividale, questi 2 siti UNESCO, fra l'altro veramente molto vicini, che hanno tanto da raccontare. E lo farei concludendo con un calice di Prosecco Doc Rosé. Grazie ancora. Grazie a te, Ado, è stato un vero piacere, grazie infinite.